Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie di essere presenti in questa giornata che è la festa dell'orgoglio sardo, la festa di Sapienza Sardegna, e come Consiglio regionale, insieme alla Presidente Alessandra Totte, abbiamo deciso di festeggiarla in modo diverso. A quello per dare più senso a quello che è accaduto quell'anno di autonomia del popolo sardo. Quindi abbiamo pensato di invitare gli studenti, giovani studenti, voi che siete i veri protagonisti di questa giornata, perché dovete da questa giornata trarre un insegnamento. Intanto mi auguro di una bella giornata nella quale siete dei banchi, dei miei colleghi che ringrazio, che sono presenti per la prima volta da spettatori. Devo dire che l'hanno fatto con piacere, hanno condiviso con me questa nuova forma per questa giornata di Consiglio regionale, in cui gli eletti del popolo sardo siete voi ragazzi. E dovete trarre un insegnamento per la giornata di oggi, capire cosa significa non soltanto vivere una giornata in cui qualcuno di voi interverrà, aver studiato, credo, insieme ai vostri professori che ringrazio anche loro per aver accolto subito con entusiasmo la partecipazione di domenica a questo evento importante del popolo sardo della Sardegna. Ringrazio anche il dottor Filiziani, perché si è mostrato molto sensibile, ha preso a cuore questa iniziativa, ci ha dato la responsabilità dei dirigenti scolastici, ci ha dato la possibilità di essere presenti insieme a voi. A me piace anche vedere una scuola in cui sono diversi, siete tutti uguali, perché questa è la scuola a cui io penso, una scuola in cui tutti i ragazzi possono vivere insieme in un'aula, in una classe. Quindi però mi auguro che la giornata di oggi vi porti un insegnamento, ma soprattutto un entusiasmo di vivere una giornata diversa. E allora, signora Presidente della Regione, colleghe consiglieri e consiglieri, ragazzi di Sant'Antioco e di Cabras, che siete qui presenti, gentili ospiti tutti, autorità civili e religiosi, benvenuti alla celebrazione di questa giornata da Sapienza Sardegna. E voglio ringraziare per la sua presenza anche il generale Stefano Messina e la brigata di Sassari, che ha voluto con noi festeggiare questa giornata e che dopo intonerà l'inno di Saddie, intonerà anche il nostro bellissimo inno nazionale, e al coro di Cantos degli Ara di Gestori, che insieme alla banda della brigata Sassari intoneranno le note tanto care al popolo sardo. Beh, care studentesse e cari studenti, io credo di aver interpretato bene la giornata di oggi e anche il pensiero dei miei colleghi della Giunta, di tutti, di pensare bene che di dedicarvi questa giornata fosse il modo migliore per far diventare Sapienza Sardegna la giornata dei giovani sardi. E questo avviene in un momento molto particolare, all'apertura della 17ª legislatura. Guardate, ogni legislatura ha un numero. Il 17esimo vuol dire che da 17 legislature in questa aula siedono coloro che decidono, che fanno le leggi, che interpretano, che cercano di rispondere al bisogno di sardi. Quindi una giornata importante all'inizio della 17ª legislatura. E quindi noi crediamo di rappresentare l'anima del popolo sardo contro gli invasori, quelli che passarono alla storia come i vestri sardi, in cui si celebrano i moti risoluzionali che simboleggiano la lotta alla libertà, per l'autonomia, e letti in chiave odierna con voi, il Consiglio regionale sardo vuole aprire una nuova stagione. Vogliamo aprire una nuova stagione in questa 17ª legislatura di un dialogo costante e sempre più intenso con i giovani di tutta la Sardegna. Cari ragazzi, voi dovete considerare quest'aula, questi spazi del Consiglio regionale, gli spazi del vostro comune come Consiglio comunale, la scuola come i vostri spazi. Voi dovete innamorarvi degli spazi delle istituzioni, perché sono i vostri spazi, sono quei luoghi in cui si decidono le vostre sorti. Quindi voi da giovani dovete seguire gli sviluppi di quello che accade nel vostro comune di residenza, nella vostra scuola, dovete partecipare, dovete essere attivi, dovete essere protagonisti, perché in questi luoghi si decide la vostra vita, si decide sulla qualità dei servizi, si decide sul vostro diritto allo studio,
che è importantissimo, che è una priorità della politica, deve essere il diritto allo studio. Noi dobbiamo garantirvi il diritto allo studio, perché grazie all'istruzione, a quello che saremo in grado di trasmettere, voi sarete la classe dirigente del domani. Quindi su queste decisioni che riguardano il vostro futuro e su tante altre, noi abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Noi abbiamo bisogno dei vostri occhi. Noi politici abbiamo bisogno della vostra voce. Ma soprattutto abbiamo anche bisogno del vostro dissenso. Voi siete giovani, molto giovani, per cui anche voi però potete dissentire, potete far sentire la vostra voce in classe, attraverso le vostre famiglie. Dobbiamo riportare la partecipazione attiva all'interno delle istituzioni, perché così solo facendo noi, che dal domani risiederemo in questi banchi, i miei colleghi, riusciremo a svolgere meglio il nostro ruolo, perché il popolo sardo ci ha delegato. Non lasciateci soli oggi e domani. Quindi partecipare vuole essere protagonismo, quindi ricostruiamo il rapporto di fiducia che ci deve essere fra istituzioni, giovani e popolo, è fondamentale. Voi che rappresentate il futuro della nostra isola, dell'Italia e dell'Europa, del mondo, invitandovi ad appassionarvi fin da ora a tutte le attività istituzionali che si svolgono, siamo sicuri di trovare il perché del nostro agire politico. Non ci può essere un perché dell'agire politico che chi siede in questi banchi, in un comune, in Parlamento, non si rende conto che è il popolo il vero rappresentante, è il popolo che ci delega a fare qualcosa di bene per il proprio futuro. Quindi noi siamo consapevoli che le istituzioni democratiche hanno bisogno della presenza di tutti, ed è per questo che abbiamo deciso quindi, partendo dai giovani, di festeggiare questa festa del popolo sardo quanto mai più che attuale. Sono trascorsi 31 anni, ma l'orgoglio e la fierezza con cui ogni anno celebriamo Saddie sono inalterati, anzi direi che più tempo trascorre e più sentimenti di riscatto e di orgoglio isolano che hanno animato le azioni dell'insurrezione del 1794 assumono nuovi significati. Sono sempre infatti più attuali i valori comuni di unità, di condivisione, di identità, di autonomia, di specialità, di cui noi siamo orgogliosi e fieri per essere sardi. Questi sentimenti si rinnovano ogni 28 aprile, quando non solo le istituzioni isolane, ma soprattutto la società civile e il mondo della cultura sarda rivivono con orgoglio quello che è il giorno che ricorda il nostro riscatto dall'oppressione e dalla tirannia piemontese. Una giornata che oggi però deve vivere nuovi significati. Guardate, oggi la giornata vuole essere anche una giornata di riflessione, una giornata importante su cui dobbiamo discutere di come affrontare le prossime sfide, perché dall'analisi del passato è chiaro che la Sardegna, per proiettarsi nel futuro, deve cambiare passo. Nuove sfide ci aspettano in questa legislatura, nuovi traguardi, nuove competizioni sono di fronte a noi. Dobbiamo aprirci al mondo pur mantenendo intatto quello scrigno rappresentato dalla storia della nostra terra, moderna per un sardismo nuovo che ci deve permettere di cambiare la mentalità di tutti e soprattutto di tenere ben presenti i bisogni delle nuove generazioni. Perché la Sardegna merita una nuova prospettiva, non dobbiamo e non possiamo più permettere a nessuno che ci sia l'oppressione del nostro popolo. Per opporci a qualunque forma di moderna oppressione dobbiamo imparare a declinare meglio i temi della nostra Sardegna, di un nuovo regionalismo, di una nuova autonomia, perché nessuno può mettere in discussione le prerogative che spettano ai sardi. Uno degli obiettivi che si pone questo Consiglio quindi è quello di revisionare il proprio statuto. È necessario rendere il nostro statuto, la nostra Carta Costituzionale dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle istituzioni, in una visione più moderna e più europea, una modernizzazione che deve passare attraverso le nostre prerogative. Per attuare questo sono necessari interventi coordinati fra quest'Aula, fra le istituzioni, fra la scuola, fra i comuni, fra il sistema degli enti locali. In altre parole, dobbiamo impegnarci ad aprire un costante dialogo per rispettare in un passato e fare leggi migliori. Ma oggi, giorno di Saddie, pensiamo anche a altri temi urgenti che devono essere affrontati in temi veloci, coniugare la difesa dell'ambiente. Guardate ragazzi, noi dobbiamo difendere senza nessun tentennamento i vostri diritti. E io credo che la prima cosa dobbiamo superare quella che ancora oggi purtroppo esiste nella nostra isola, una arretratezza economica, una povertà
una mancanza ancora di diritto allo studio e soprattutto dobbiamo impedire l'assalto del nostro territorio, dicendo no a tutti quelli, ai signori del vento e del sole, che stanno cercando di deturpare la nostra terra soltanto per aspetti economici. La terra vi appartiene, è un grandissimo bene che non può essere messo in discussione. Solo se riusciremo a fare questo, dopo 230 anni, dopo quei giorni in cui uomini valorosi come Giovanni Maria Angioi, Michele Obino, Francesco Cilocco sarà tradotto in azioni concrete per il bene di tutti. Secondo me i tempi sono maturi, lottiamo democraticamente per i nostri ideali, per portare avanti per il futuro della nostra terra sin dalla più giovane età. Proprio per questo pensiamo che Sadie possa essere una giornata di riflessione per tutti voi, perché siete i protagonisti del domani. Dopo di me gli esperti del Comitato di Sardegna, che ringrazio per la loro presenza e partecipazione, ci parleranno e ci ricorderanno il significato di questa giornata, celebrando il valoroso coraggio dei protagonisti di allora. Spetta però a noi oggi attuare tale significato. Senza dubbio, da quei moti isurrezionali trae origine anche la conquista dell'autonomia regionale. Grazie ancora, cari ragazzi, grazie ancora per aver accolto l'invito. Speriamo davvero che il dialogo continui anche dopo questa giornata, che non è soltanto simbolica e che ci porti a essere insieme protagonisti. Grazie ancora a tutti gli ospiti presenti e auguro una buona Sadie Sardegna a tutti quanti. Grazie. Senatore Marco Meloni per portare i saluti del Presidente del Senato della Repubblica. Prego, Senatore. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio regionale, onorevole Piero Comandini, signora Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, onorevole Alessandra Todde, onorevoli consiglieri e consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale, autorità civili, militari e religiose, rappresentanti della società civile, delle realtà studentesche e giovanili della Sardegna, ragazze e ragazzi, è per me un grande onore intervenire porgendo un indirizzo di saluto in rappresentanza del Senato della Repubblica e del suo Presidente nell'Aula nella quale risiede, per il tramite dei suoi rappresentanti, la volontà democratica del popolo sardo. Lo è a maggior ragione in questa occasione solenne, che la stessa sua legge istitutiva definisce appunto la giornata del popolo sardo, Sadie de sa Sardinia. È un invito, quello del Presidente, al quale attribuisco un forte significato istituzionale, per il quale lo ringrazio molto sentitamente. E per me è anche un'emozione profonda intervenire in quest'Aula, nella quale entravo quasi 20 anni fa, chiamato a svolgere quello che considero il più alto dei compiti per un cittadino sardo, ovvero rappresentare il nostro popolo nella sua massima istituzione autonomistica. La giornata di oggi, come è noto, richiama un episodio storico cardine della sarda rivoluzione, ovvero lo scommiato, l'allontanamento forzoso dei piemontesi, compreso il viceré, dalla città di Cagliari, a seguito di una rivolta che coinvolse una larga partecipazione popolare. Era il 28 aprile 1794, esattamente 230 anni fa. Il senso che questa ricorrenza riveste per noi sardi nella storia della Sardegna e nella riflessione sull'identità del popolo sardo, sul legame tra popolo e istituzioni, sull'autonomia politica e istituzionale della nostra isola è stato richiamato con autorevolezza dal Presidente Comandini e certamente verrà approfondito ai successivi interventi in programma e in particolare dalla Presidente Todde. Dunque io mi limiterò a alcune brevi considerazioni sulle lezioni che possiamo trarre da quell'episodio, sui temi più contingenti del rapporto tra Regione e istituzioni nazionali e europee e sui giovani ai quali appunto questa giornata è dedicata. La vicenda del 28 aprile della sarda rivoluzione ci lascia degli insegnamenti tanto positivi quanto negativi. Positiva la capacità di stare dentro il flusso della storia europea di quell'epoca, erano gli anni dell'illuminismo e della rivoluzione francese e dei legami delle elite locali con quelle europee. Positiva l'unità di intenti e di ideali che è emerse tra intellettuali, ceti dirigenti, partecipazione popolare. Uno spirito di genuina coesione che tuttavia, e vengo a una connotazione negativa, dopo quella straordinaria giornata si consumò in una rapida disunione, con il prevalere di interessi, di ceto e di potere che condussero a un esito opposto rispetto alle premesse. Quando infatti le questioni alla base della rivolta, le 5 domande, furono accolte dalla dinastia regnante sulla Sardegna, i gruppi dirigenti sardi che avevano prevalso ne erano ormai sostanzialmente disinteressati. Dunque prima un momento di unità e un'affermazione di forza, subito dopo frammentazione e divisioni originate da un conflitto tra interessi diversi, ad esito del quale la parte che appunto prevalse trattava direttamente con la potenza occupante.
Infine, in quella vicenda vennero piantati i semi culturali e politici dell'autogoverno, che circa un secolo e mezzo più tardi avrebbero portato alla rivendicazione dell'autonomia, attuata nel quadro costituzionale repubblicano con lo Statuto speciale, e successivamente alle idee sull'autodeterminazione e sulla sovranità, che oggi trovano spazio nell'elaborazione intellettuale, nei programmi e nelle soggettività politiche che si cimentano nell'agone democratico. Vorrei ora richiamare un secondo aspetto che riguarda più l'attuale contingenza. L'affermarsi da oltre un trentennio di forze regionaliste che hanno radici ed esprimono rivendicazioni presenti principalmente nelle aree più ricche del Paese deve indurre la Sardegna ad avere una sua propria strategia di difesa dei propri interessi e di ridefinizione della propria specialità, all'altezza dei processi di riforma del rapporto tra Stato e Regioni attualmente all'esame del Parlamento. Può farlo, possiamo farlo, potendo contare su una recente e assai importante conquista, l'inserimento nella Costituzione repubblicana del principio di insularità, che si deve grandemente proprio a una mobilitazione vasta e unitaria della società, della politica, della cultura sarda. Il principio di insularità può essere una chiave attraverso la quale riaffermare, in termini sia di norme sia di risorse, la necessaria equiparazione dei diritti tra i cittadini, le imprese, i lavoratori e le lavoratrici della Sardegna e quelli del resto d'Italia e d'Europa, in materie fondamentali quali l'istruzione, la salute, le infrastrutture fisiche e sociali, l'energia e la competitività del sistema produttivo, il diritto alla mobilità e dunque alla continuità territoriale. Affermazioni e obiettivi che si devono confrontare con alcune evidenze. Primo, il PIL della Sardegna, il prodotto interno lordo, dal 1993 al 2022 è cresciuto dell'8,6%, mentre quello nazionale del 22,3%, quindi i divari sono aumentati, e molto, anziché diminuire. Secondo, da qualche anno la Sardegna è entrata nuovamente a far parte delle regioni con maggiore ritardo di sviluppo d'Europa. Terzo, la Sardegna ha gli ultimi posti in Europa per abbandono scolastico e normalmente tra le ultime regioni in Italia nei diversi indicatori in campo sanitario. Si tratta di questioni che possono essere affrontate nella legislazione nazionale così come in quella europea e che richiedono chiarezza di visione e capacità di esercitare un confronto alla pari con lo Stato. Questioni che trovano comunque la principale sede di confronto ed elaborazione nel Parlamento repubblicano. Per questo ritengo sia simbolicamente molto importante e anche coraggiosa la scelta del Presidente Comandini di invitare a intervenire in questa giornata solenne, credo per la prima volta, un rappresentante del Parlamento. Nel dialogo, nel confronto anche serrato, nel pluralismo politico, sociale e territoriale che costituisce l'essenza dell'istituzione parlamentare, si possono individuare, rivendicare e ottenere le maggiori forme di autonomia e autodeterminazione richieste democraticamente dai cittadini per mezzo dei loro rappresentanti, ovvero voi, onorevoli componenti di questo Consiglio regionale. Voglio concludere rivolgendo un pensiero ai giovani, ai quali, come dicevo, questa giornata è dedicata. Ho richiamato i dati drammatici sul livello di istruzione. Del resto conosciamo le difficoltà degli adolescenti e dei giovani in tutto il nostro Paese, una condizione di disagio materiale ed emotivo che preoccupa in particolare sotto il profilo della salute mentale. Allo stesso tempo conosciamo bene, e lo dico anche per la mia esperienza professionale, la ricchezza di interessi, la curiosità e la freschezza intellettuale delle ragazze e dei ragazzi, la loro capacità di apprendere e soprattutto di capire. Un esempio su tutti, la preoccupazione sull'ambiente e il futuro del pianeta che noi delle generazioni precedenti fatichiamo ad abbracciare con la loro stessa consapevolezza. In Sardegna troppi giovani sono privati di una libertà fondamentale, quella che in fondo le precede tutte, quella di scegliere come, dove e quando costruire la propria vita, costretti spesso tra una nuova necessità di emigrare per poter lavorare e la difficoltà di costruire la propria vita dove preferiscono, nel loro paese, nella loro città, in quella che scelgono. Dentro o fuori la Sardegna, eventualmente anche dentro e fuori la Sardegna, ma in ogni caso liberamente. A ben vedere, la libertà di poter studiare e lavorare in Sardegna o altrove e la nostra capacità di accogliere studenti e lavoratori sono due facce della stessa medaglia, richiedono il miglioramento di molte condizioni di contesto, a partire dalle infrastrutture fisiche e sociali e dal diritto alla mobilità, e impongono un costante investimento, voglio ripeterlo, nel percorso formativo dei giovani e di tutte le persone, a partire dunque dalla scuola e dalle nostre università. La storia ha ripreso a correre. L'Europa è attraversata da minacce geopolitiche inedite e sconvolgenti, dal ritorno della guerra all'emersione di tecnologie che ne mettono in discussione la competitività e la coesione. Pace, competitività e coesione, in altri termini le fondamenta della Casa europea e del suo modello sociale, edificate a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso, sono messe fortemente in discussione.
Solitamente i rapporti di studio delle istituzioni europee sul futuro del processo di integrazione, mi riferisco a quelli affidati a due italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, preludono a cambiamenti nel quadro istituzionale e in quello economico-sociale. Anche a livello nazionale, come dicevo, è in corso di esame parlamentare un processo di revisione dell'assetto istituzionale che riguarda sia la forma di governo sia il rapporto Stato-Regioni. Perché questi potenti processi di riforma siano occasione di miglioramento e rafforzamento della condizione della nostra isola, perché siano accompagnati dalle opportune revisioni degli strumenti di rango costituzionale, li citava il Presidente, e legislativo che sono alla base del funzionamento delle nostre istituzioni regionali, sarà necessario, ed è questo l'auspicio che rivolgo a questo consesso, individuare anzitutto un adeguato sistema di confronto e relazione con i diversi livelli istituzionali coinvolti e ancor più da parte delle istituzioni democratiche della Sardegna la capacità di distinguere tra idee, programmi e valori oggetto del naturale conflitto politico e questioni sulle quali trovare quell'unità che corrisponde all'interesse generale del popolo sardo. Auguri e buona dì dessa Sardegna a tutti. Ora accompagnata dalla banda della Brigata Sassari con l'aiuto del coro Cantos de Iara di Gesole, intoneremo la selezione delle strofe dell'inno ufficiale sardo, procurare e moderare.
Grazie alla banda della Brigata Sassari e al coro Cantos de Iara. Ora do la parola a Gianni Loi del Comitato Pro Sardia da Sardegna per l'intervento dal titolo I segni dell'identità. Prego, professore. Buona festa a tutti. Ai chi punta accanto e ai chi punta atteso. Massimamente ai giovani, chi vedenti in questa sala e a tutti i spicciocchi e spicciocas che si preparano a raccogliere serenzia di questa terra nostra. E buona festa a chi, penso che sia smeda a Dolumannu, non può comprendere a dovere uno dei simboli più importanti del suo popolo nostro, sa limba che stiamo imparando, per colpa dell'imbriaghera, dei suoi macchimini, delle generazioni di prima, che hanno truncao sa costumanza, una lei naturale, de quando i babus trasmettiano ai figli su sa mattessi limba che hanno imparato dai babus in soro. Già è da una scanto generazione, medas babus e mammas hanno cominciato a posi questionare con un'altra limba, sa limba italiana. Pomori e gusto, bosanti privau de uno dei signus più importanti del popolo. Danti fatto come volo, ma mi seu arrannegato, d'acqua imparata, e devo questiono ho i fetti sa limba sarda con i figli miei de sa primo dite quando continascio su. E quindi questiono a vosotros proprio come ti questiono con i figli miei su. Is istituzioni, laicas e de sa Grecia, povarti in soro, si pianta vostro in conca che a chi sonai su sardo pessi di cosa malivatta, fino a se ribaia du proibiri, in si scola sei sa liturgia. Mancai savvidi, commenti non si impara da Papa Francisco, issu che si stetti uvesao con suo dialetto piemontesu, si può trasmettere i petti con suo dialetto ettosto, con sa limba materna. Pomori e gusto, medas del bosaterus, può comprendere questo suedusu, si deppin di aiutare con sa traduzione all'italiano. Con tutto, in su mattessi tempusu, teneisi sa fortuna di vicaivarti oggi a una celebrazione che ne più su tittanza di su passato. Già che sa preguncia, non si da seula sata palasa, e piga a pei, finasi di istituzioni sul recupero dessa dignità di dessa limba nostra e sa coscienza de canto questo signo di identità sia importanti. Sa Sardegna tiene una bandera, uno stemma, eredato di una storia che bene di atteso, mancai sul certificato di nascimento non si assicuro. Sa lei oggi prezzetta da chi sa conca des quattro morus de pidessi ribendata e sa cara faccia sa sala de sa perchia che aguanta da sa bandiera. Sa Sardegna tiene un inno, che su popolo ha scioperato de sei, un perendudetto, fatto de brus de cent'anni, su componimento de Francisco Ignazio Mannu che si scurtavo in moi, chi conoscevo con il suedo del suo primo verso, procurare e moderare. E sa Sardegna tiene fino a una festa cosa sua, sa die sa Sardegna, sa dite oi. Una festa che ricorda da sa pesata di Casteddaiusu, quando un cianti stupau a subire sul re e ai funzionari piemontesi. Ma sa festa non è una conseguenza di questo fatto. Plus appresso rappresenta da sa capo di un cammino, incominciato negli anni 70 del suo secolo passato, che ha portato a primo a suo disagio e a postisi a sa decisione di istituire una dita di riflessioni e di vesta del suo popolo sardo. Un processo che si accappia da questa questione ancora aperta a pizzus del autonomismo, che, a cominciare pensando su, ha tornato a avere una crescita manna del suo sentimento di identità, sentimento che ha de più combattere contro di un sistema di centralizzazione politica contraria alle manifestazioni della cultura nostra, tanti che abortasa da sa proibiasa, a trasbortasa a posto trampasa, o da sata la canadasa in su campo di su stereotipo o di su folclore. Tanto, pocanto ai sinnus dell'identità, io sa debbi essere a posto, ma è cosa a Dolumannu non punta ecci. Sa situazione oggi del suo popolo sardo si può rappresentare con due immagini. A posti del suo tempo del suo peccato, quando prima ancora che su caporisco cantessidi e usa renegao sa mantessi storia nostra, viveu su sa temporada dell'arrepentimento, s'arredimeu su a pago, cominciando a comprendere, a assavorare, a promuovere i sinnus dell'identità di nostra, de popolo, e andessero orgogliosi.
Su Concilio Plenario Sardo su 2001, fa parte sua, a tornare a apprezzare questa lingua sarda, commenti singolare strumento comunicativo della fede e ad augurare di avvalorare in sa liturgia. Ma non funti sinus de vorasa, ischicasti anta sa forma, sa cosa più importante. Sa pregunta è quali siano i sinus, i simbolus des identitadi de anintru, i tabogliannai a sa torrata de sconto su esseri un popolo. Non tanti esti vostra bandera voi settotto, ad essere importanti, prus apprestu e su fatto che sempre de brusu, omminis e femminas, tengiant su disigiu de avventulare questa bandera, in ogni luogo, in tutto sul mondo, sia di ruinis arrugas de scursas de bicicletta, sia di su sagrado de Santo Verbo in Roma. Poi tence dus papa su vistighingiu, de duzerreai a voce manna che appartenent a un popolo e disigiant a chi tutto sul mondo d'uscipada. Ma commenti si può certificare quando una persona fa parte del suo popolo sardo? De sicuro non può intessere unire una bandiera, ma può su pregio, può sa passione, può su coso e tutto deschitabento l'anta questa bandera o canta anta quessinno. Si può dinai forse che sia sardos tutti schi punti nasciu su bibit in quest'isola, de sempre vagabunda in sul mare Mediterraneo? O antesseri sfilamentus de su DNA, a scoviare chi ne è sardo di Averas e chi ne nono? O sartaria, su colori de spirus, o saui sa capo de suedus, o su fatto de cirichistionare sa limba de su logo, o ad poter essere su origini de sareo, chi a porta sa doppia di su sangurau, nuda dello tuo gusto. In primis, non è sa cittadinanza a definire un popolo, ma anche su questo popolo su un peri di commenti equivalenti del cittadino di un Stato. Un popolo può esistere e mantenere l'identità di cosa sua fino all'intro di uno sistema statale brusmano. A Viasa, come ti capita da Sardegna, si sta de tutto può riconoscere le sue specialità e concedere potersi di autonomia e su cantinao prima di me di un processo che è in atto in Moiduro. Un popolo può esistere pinza che nel territorio, come esiste dopo Israele, che ha mantenuto identità che è di Stato spainao con tutto il mondo. O commenti populus opprimius de oi, is curdus, is palestinesus, e aterus meda, che siguint a mantenere l'identità de popolo, con tutto che non dispermettenti di creare si Stato in soro, il suo territorio e abitanti. Cali un popolo, come is Rom, spainao con tutto il mondo, sigui da mantenere l'identità di sua, ma anche non tenga, e manco da pretendere un territorio può puntare un Stato. Sa maniera di esercitare il dominio a pizzo dei popolus che reclamano sul rispetto dei diritti in solo, per fortuna, non sempre rilompida sul livello di velocità e di disumanità, che è cosa di non credere, che a di Deo impera da contro del suo popolo palestinese, tanti denti depidenti di pregungia. Su popolo sardo è fatto di persone che castiendi a sa terra e a sa storia della Sardegna, condividenti sa fatica dei bividi, condividenti si speranzia in su tempus cadavenneri, condividenti sa solidarietà, punti coscienti di appartenere a una collettività e trabaglianti in paris per il progresso di tutti. Ecco, su sinnubros importanti è proprio questo, su coro, mi intendo in sardo, in coro che sardo seo. Nuda nos apparteniti, seus nosus che apparteneus a questa terra, a sa nazione sarda, a suo popolo sardo, de nosus totus, franco calencuna rara eccezione, su mondo si andate a scarescere presto meda, e andate a ribaiatterus, e santa a sezzeri su vostro chi lassausu, con tutto su tempo su chi vi sparti de questa patria nostra, i somminis e femminas tenenti due patrias, una è sa domo in solo, e satera è su mondo intreo. Per questo tempo su teneus opportunità di operare o bene o con mali, allogando e arricchendo su territorio oppure decogliendo detto. Teneus opportunità di arricchire sa storia sua oppure di impoverare. Teneus opportunità di aiutare a sa crescita economica, a su benessere di dottus, oppure di sdorrobai, per contentare l'egoismo di ognuno di noi. Totus potete essere parti di questo popolo sardo, tutto ischi che ne pone in conto dei cali corronconi del suo mondo onde si anterribausu, dei suoi colori dei savelli, dei cali che sia differenze personali, picanta parti,
con il suo trabalho, con isfaina, con sua cultura in solo, a suo progresso dessa terra che tu arricidi. A ecci, punti sempre andata a scontus in storia dessa Sardegna, una mistura de persone, de cambaradas, de comunidades, a portas, a su commensu, vianta isus e tutto invasorisi, ma che appustisi antidonaus adesione a su vattu, noi scritto che è sa fondamento del suo popolo nostro. Sa di vesta del suo popolo sardo esti e deppi seguire a essere s'occasione per rinnovare il suo atto di convivimento, si impegno a trasmettere ai figli sa sienda ricia des babus nostros, che ne si scarescere che sa cultura e sa lingua, punti parti inseparabili des ambienti naturali, che tenesu su doveri di trasmettere il treu e si possibile a migliorare ai generazioni che o prima o appustisi antafigai su posto nostro. Sempre che su coro non si tu comandi. Grazie al professor Gianni Loi. Ora interviene il professor Luciano Carta, sempre del Comitato Pro Sardie de Sa Sardegna, per l'intervento dal titolo Il canto della Sarda Rivoluzione. Prego, professore. Giovanos e giovanas, amigas e amigos estimados, sul 28 di aprile del 2018, in questo Consiglio regionale della Sardegna, hanno approvato la legge regionale che ha pubblicato poi in Suburas, che decidia che segno di Francisco Inácio Mannus, patriota sardo sociodatarios, che dopo conoscimos come ammentaia suo collega, con los primos due versos procurate moderare parole sa tirannia, da questo momento in su vicino ufficiale della regione sarda. E a Pustis, con la legge regionale sul 2019, mese di aprile, con un decreto presidenziale, viene stabilita sia la melodia che si deve usare in cerimonias stabilitas, in cerimonias ufficiales, bosamento che este sa melodia de los gozos de los santos può aumentare canto este ligato a questa tradizione sarda e sia le strofas che si devono cantare e che nos hanno appena scantato. Sino che è stato composto in mezzo a esos accadimientos de los últimos decanos de su 1700 sardo, in sos 3 anni che andano da sul 1793 a sul 1796, a cominciare da anno che il poeta l'ha composto, è stato sa vera cantone con chi sos sardos dell'età nostra hanno sempre manifestato su desiderio di una società più giusta contro ogni prepotenzia. A suo medesimo documento con sa Marsigliesa, composta i sapori in questo anno da Roger de Lisle, su popolo francese ha manifestato su desiderio di una società fatta di homines e di feminas liberos e uguales. E dunque, su patriota sardo sociodatario resta su canto con chi il popolo sardo sta allineato storicamente in queste conquiste del suo mondo contemporaneo e con chi ha manifestato da 2 secoli a questa parte sos desideros suos più profondos di una società giusta e abitata da homines e feminas liberos. In sos anni di restaurazione e sta narrando da sul 1820 a sul 1848, quando vimos governados da los reis della dinastia de Savoia, sino ha dovuto vivere quadro come un bandito. Pro fortuna, su canonico Juan Hispano Proagueso l'ha pubblicato in su 1860
160 ghimbe, in sovera canzoni popolari inedite in dialetto sardo centrale, ossia logudorese. Mancari però ha commentato che si tratta di una scrittura, che scrive su canonico ispano, de cosas che si pubblicano in tempos di anarchia, in maniera meta differente e più giusta, mostrando come in tesino vi meta amato dai suoi popolo sardo e dai suoi intellettuali progressistas, si scrittore e viaggiatore inglese John Warren Tyndall l'ha pubblicato e tradotto in lingua inglese in su 1849 in sovera in 3 volumines The Island of Sardinia e ha descritto in sa rivoluzione sarda de sos ultimos anni de sus 1700 non vi è stata altra scrittura che ha camminato su potere de sos feudatarios. A consacrare una orta, per esempio, sindu de Francesco Ignazio Manno come canto de guerra contro l'eresia di ingiustizia sociale, ha contribuito specialmente sus intellettuales radicales dell'ultima parte de sus 1800 e tra essos specialmente su poeta nueresu Bustiano Satta, che l'ha tradotto in versos italianos in sa Nuova Sardegna, desa prima die de su mese martu de su 1896, quando los sardos hanno celebrato los 50 anni del suo governo, del suo capo de Tartari come alternos de Juan Maria Angioi, casos meses de marzo de lámpadas de su 1796, e de sfortunata marcia sopra Castello protenne l'abolizione dell'odioso e anacronistico sistema feudale che mi opprimia sa popolazioni de campagna della Sardegna ancora in su secolo de las luminarias. Grazie. E dunque, se è cosa certa sul valore storico identitario di Sindu, dobbiamo però lamentare una meta vaga conoscenza di esso da essa popolazione sarda. Cosa questa bisogna di aggiungere favorita dal suo fatto che è un'opera poetica meta complessa, sente chi deve 47 ottavas, pro 376 versos in tutto, che non sempre sono facili a los comprendere. Io che Bossova è grande, abbiamo già dedicato un libro che è sbessito in su 2002 e in su 2016 in seconda edizione, che ancora oggi è l'edizione storico-critica più completa che vi sia dentro le opere stampate. Considerato che si tratta di un'opera precisa, come debben essere esas operas storico-criticas, bosammento che la parte filologica l'ha fatto un filologo appunto, su professore dell'Università di Castello Paolo Maninchedda, non è spazio giusto per rendere facile la comprensione del signo a un pubblico umano, deve valere pure un'edizione più facile alla comprendere con questo liberetto in un argomento lo possiamo dividere in 4 sezioni. La prima sezione comprende le scambas dalla prima alla terza di signo, che è come un proemio, in cui su poeta va che si sterrida del suo tema e sta a narrare questa avvertenza a sos feudatarios che su popolo non depode più de questa tirannia e descreschinde su razzolo del suo popolo. Sasa eras minettan temporale. In questa seconda sezione si succede da sollezzitores in un usaggio storico lizzeri, una grande leggitura di segno di Francesco Ignazio Manno intro a su universo culturale sardo del suo secolo de las luminarias. In questa Sardegna puro ha partecipato, mancari con sa limitatezza imposta dalla posizione geografica della matessa isola, sa Sardegna puro però in sus 700
ha participato de esa cultura, de esos sentimientos de Europa. Sa terza sezione offre a sul leggitore più volenteroso un documento puntuale di tutto sinno, in modo da avere una comprensione completa dei sinno mattessi. E sa quarta sezione propone pari sul testo dei sinno come te vi conosco prima, della fondamentale edizione della Rafa Garzia in su 1896, sta versione poetica in lingua italiana de Bustiano usata come appammentato in occasione della celebrazione dei primi 50 anni della marcia de Angioi dai Tattari a Castello, fatta dai suoi intellettuali progressisti che si conosciano il giornale La Nuova Sardegna, che ha consacrato sa fortuna definitiva di procurare e moderare come canto de lotta e de protesta. S'augurio nostro più sentito è provenire di contribuire non solo a fare in modo che sinno sia connotto più uso e meno dai suoi popoli sardi, ma pure a irradicinare una orta per sempre dalle opinioni comuni dello sardos per questi modi di pensare che a dolore nostro si china essere diffundidos dai suoi mezzi di comunicazione sociale e in sas operas che si propagano in noi che si non godini desattenzione che merita da parte della gente e desimperdonabile affuttitura sulla desinno matessi dai suoi traduttori del traduttore d'Omero de Domo Nostra. Tra sos modos irbagliados de considerare signo de Francisco Inácio Manno dai Medasardos, in questa occasione ne cherzo aumentare solo due. Meda si chiama a chiamare signo su patriotto sardo sos feudatarios. Mirate, saperà la patriotto che è stata usata dai suoi poeta numeroso Bustiano usata, non è proprio per aula nostra. E non appartiene alla armoniosa lingua locutoresa di Francisco Inácio Manno Otieresu, che infatti è stato intitolato l'opera sua su patriota sardo a sos feudatarios. Ateros poi si a narrare contro ogni evidenza interna e a su chisinno conteniti, su chi ha descritto poi il sbaglio su benemerito canonico annespano che ammenta io prima, che ha nato che sinno è stato composto in su 1794. Nono, mirate, sinno su poeta l'ha composto in mezzo a sa guerra della spopolazione della campagna, che ha tenuto il suo punto più alto in su 1795 e no in su 1794. E sei stato un anno fondamentale della guerra contro i seudatarios che ha ispirato sinno e chi commenti ha descritto si storico della Righiera Giuseppe Manno, sinno è diventato su canto de dotto guddos che querian s'abolizione del sistema feudale, cosa che si deve fare necessariamente per il benessere del suo popolo sardo. E come fino, grazie a tutti. Grazie al professor Luciano Canta. Ora diamo la parola ai protagonisti. Chiedo di intervenire a Matilde di Riola, qui alla mia sinistra. Prego Matilde. Buongiorno a tutti e grazie di cuore a chi oggi ha permesso questo importante, bellissimo e anche inaspettato incontro a partecipare a questa cerimonia istituzionale del Sardi e della Sardegna. Io sono Matilde Trudo nelle vesti di vice sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Riola Sardo della Quinta E e quest'oggi sono qui per rappresentare i miei compagni di scuola e di classe esprimendo le loro opinioni e le loro emozioni.
Siamo onorati e orgogliosi di aver avuto tale opportunità e a nome di tutta la scuola primaria di Rio Lassardo e di tutto l'istituto comprensivo di Cabras portiamo il nostro piccolo ma sentito contributo per ricordare l'importanza per tutti noi sardi di questa giornata che, sebbene così giovani e ancora inesperti, ci fa comprendere le nostre radici e coltivare il senso di appartenenza a questa nuova e meravigliosa terra. Tutti i giorni, grazie al prezioso contributo della scuola e alla collaborazione delle nostre famiglie e all'aiuto del nostro tessuto sociale, ci impegniamo sempre di più a portare avanti le nostre peculiari e uniche tradizioni, per esempio anche partecipando attivamente a progetti scolastici che favoriscono la conoscenza e la valorizzazione del nostro straordinario territorio, elogiando e facendo apprezzare che il nostro genuino entusiasmo anche a chi non è sardo, la nostra speciale identità sarda. Con il progetto Qui vivo, qui racconto diventiamo ciceroni per un giorno, illustrando e spiegando alcuni dei siti più interessanti del nostro territorio, avvicinando così chi ci ascolta alle nostre ricchezze culturali di carattere storico e artistico e paesaggistico. Vorremmo concludere salutando e ringraziando la Presidente della Regione Alessandra Todde, il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, l'assessore della Repubblica Istruzione Ilaria Portas, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, il nostro dirigente scolastico Paolo Figus, che ha permesso questa nostra uscita di oggi, e naturalmente i nostri cari insegnanti. La Matilde ha un futuro. Adesso interviene Gabriele, sempre di Cabras, giusto? Della quinta. Prego, Gabriele. Vuoi venire qui? Vieni. Buongiorno a tutti, signori e signore. Presidente, sono Gabriele e rappresento l'Istituto Comprensivo di Cabras. Ci sentiamo onorati di essere qui, in questa sala del Consiglio regionale, in quanto possiamo vedere dal vivo dove si svolge l'attività di governo della nostra regione, argomento che noi abbiamo studiato a scuola. Siamo molto contenti di essere stati invitati a questa importantissima cerimonia, perché riguarda la nostra storia. Quest'anno abbiamo approfondito il significato di questa giornata. Abbiamo scoperto che nel giorno dei Sardi della Sardegna si ricorda che i Sardi, il 28 aprile del 1794, cacciarono i piemontesi e il viceré Barbiano dalla nostra isola. Infatti, sotto la dominazione piemontese non era consentito che il Parlamento sardo si riunisse per formulare delle richieste al re di Piemonte. Il popolo sardo era insofferente, insoddisfatto per la situazione che stava vivendo. Nel frattempo in Francia c'era stata la rivoluzione e il re era stato ucciso. I francesi sbarcarono in Sardegna e cercarono di conquistarla, però i sardi li respinsero dimostrando fedeltà al re di Piemonte. Avanzarono quindi delle richieste che vennero dal re respinte. In seguito a ciò il popolo si unì, scoppiò la rivolta e i piemontesi furono cacciati. Abbiamo infine scoperto anche che l'inno ufficiale sardo è Procurare e Moderare, composto nel 1795 da Francesco Ignazio Mannu, un giudice che partecipò da protagonista alla cacciata dei piemontesi da Cagliari. Testo scritto in lingua lugudorese, diviso in 47 strofe in versi ottonari, che oggi abbiamo potuto ascoltare cantato dalla Brigata Sassari. Per noi questa giornata è molto importante perché ci ha dato l'occasione di conoscere meglio una pagina significativa della nostra storia che ci tramanda i valori di identità, libertà e unione. Calorosi saluti e grazie ancora per averci offerto questa grande opportunità. Interviene Valentino della prima globale di Sant'Antioco. Prego.
Signor Presidente, autorità tutte, sono onorato di esprimere un cordiale saluto per l'invito a questa significativa giornata di memoria e orgoglio per la nostra terra a nome dell'Istituto Globale di Sant'Antioco e Calasetta, diretto e rappresentato dalla dirigente scolastica Tiziana Meloni e di tutti gli studenti sardi dal limpido sguardo verso il futuro. Intendo proporre una breve riflessione sulla ricorrenza odierna. 28 aprile 1794, la clamorosa rivolta della città di Cagliari conduce alla graduale cacciata dei piemontesi dalla Sardegna. Ecco, non è trascorso un periodo di tempo eccessivamente lungo da allora. Noi sardi, fedeli alla recente triplice spinta valoriale della rivoluzione francese e forti dei nostri ideali di libertà e unità, scorgemmo il coraggio di ribellarci al malgoverno dei Savoia, nonché al grave disequilibrio economico su cui versava l'isola intera. Mi ha sempre colpito la sottile intelligenza di dissentire di fronte agli abusi feudali a danno dei contadini, sapientemente incarnata dalla figura di Giovanni Maria Angioi. Egli, dall'alto della sua carica autorevole, vicinissima alla corona, si adoperò nel corso della propria vita per alleviare i disagi e ristabilire la pace. E questo, a mio avviso, l'insegnamento prezioso agli occhi delle nuove generazioni, la capacità di dissentire consapevolmente, di disapprovare le vessazioni del nostro tempo. La speranza può dunque costituire un monito per tutti i giovani appartenenti al mondo della scuola, per gli esponenti della politica e nell'ambito della società civile tutta. Tutto il corpo docente e studentesco della Sardegna augura alla neoeletta Presidente della Giunta Alessandra Todde e a tutto il Consiglio regionale buon lavoro affinché le azioni di governo e legislative siano tutte animate dal senso di solidarietà e uguaglianza autentica tra tutti i cittadini narrato dai principi della nostra Costituzione. Senza dimenticare che al centro di ogni divenire sociale dovranno esserci la persona e la sua dignità umana. I diritti incommensurabili di salute, istruzione e lavoro siano sempre rispettati e preservati nell'ambito del nostro territorio con sincera stima per l'altrui benessere. La dispersione scolastica e in molti casi l'abbandono è ancora in atto nella nostra isola. Abbiamo dunque il dovere di agire concretamente a riguardo, in quanto è in gioco il nostro destino e di coloro che dedicano con ardore la loro vita all'insegnamento. È auspicabile che si intervenga per mantenere l'esclusività dei nostri talenti, offrendo loro terreno fertile per realizzarsi nello studio e nel lavoro nell'ambito del nostro contesto geografico regionale. Risulta indispensabile risvegliare dal torpore le risorse umane allontanandosi dal percorso scolastico, riservando loro un'offerta formativa più motivante. Occorrerebbe infine potenziare conscienziosamente la continuità tra scuola, università e ricerca, in modo da incentivare le infrastrutture e i trasporti per la mobilità dei pendolari, garantendo il corretto funzionamento di un sistema educativo sicuro. Alla luce degli eventi passati possiamo quindi riedificare l'impalcatura del nostro avvenire, perché la storia sia lo specchio sul quale definire e ridefinire la nostra identità e scoprirci migliori di ciò che eravamo. Ringraziando ancora una volta per l'invito ricevuto, a nome di tutta la comunità scolastica del nostro Istituto Globale, porgiamo i migliori auguri di proficuo lavoro. Grazie e forza Paris! Siete stati bravissimi, Matilde, Gabriele e Valentino, con i vostri interventi, col contenuto e anche col richiamo al nostro dovere, richiamo al nostro lavoro e soprattutto con le sfide che ci attendono nei prossimi anni. E sicuramente con i vostri interventi avete dato anche una risposta all'idea che abbiamo avuto di festeggiare questa importantissima giornata per i sardi partendo da voi,
dal vostro sguardo, dalle vostre parole, dalla vostra voce, ma soprattutto anche dal vostro dissenso, perché non si è giovani se non si dissente nei confronti di qualcosa che non funziona delle giustizie. Complimenti ancora, bravi. Do ora la parola all'assessora regionale della pubblica istruzione Ilaria Portas. Prego, assessora. Hoy esti una di devesta, sa vesta del suo popolo sardo. Torro grazie al suo presidente Comandini, a sa presidente Todde, ai isatori Rarisi e a tutti i femminas e i uomini in suo Parlamento sardo. E grazie al suo comitato per sadie e il fatto che hanno avuto un traballo umano, per permettere di fare una vesta bella. Ma a sua dedotto, torro grazie per la presenza e attenzione a tutti i gusti piccioccheddos e piccioccheddas, bosartus sesi su tempo benidori de Sardegna. S'occasione di oggi per me è preziosa meda, posso poi dare ai spippius, posso fare comprendere che questa è una di importo umano, sa die de sa Sardegna. Ma voi, la conoscete questa festa? Chissà, ragazzi e ragazze, se avete ben compreso le poche frasi che ho pronunciato nella mia e vostra lingua. Mi rivolgo soprattutto a voi. Facciamo finta di essere soli in quest'aula. Voi sapete che oggi festeggiamo la festa del nostro orgoglio di essere sardi. Sapete che per noi oggi è una festa di lotta e di libertà. Da anni ormai sa die de sa Sardegna è un giorno rosso nel vostro calendario, un giorno in cui non si va a scuola. Io vi dico che sì, bisogna celebrarlo facendo festa, ma bisogna anche sapere cosa stiamo festeggiando. Per festeggiare occorre ricordare, ma per ricordare occorre conoscere. Per questo vi dico che già da domani saremo al lavoro per organizzare la grande festa del prossimo anno. Sarà una giornata finale di un percorso lungo un anno. È mio desiderio che ognuno e ognuna di voi familiarizzi e studi tutti i personaggi che hanno fatto grande la nostra storia, la storia di quei giorni del 1794 e degli anni seguenti, ma anche l'intera storia di Sardegna. Imparare dai fatti, a volte dagli errori, per costruire un futuro di speranza, libertà, autonomia e benessere. Dal mio canto cercherò di aiutarvi in questo percorso. La Regione Sardegna, al fianco degli studenti e delle studentesse, per la valorizzazione della lingua sarda, per l'approfondimento della storia sarda a scuola, per l'avvio di un vero percorso di bilinguismo. A volte, noi adulti specialmente, perdiamo di vista l'importanza della lingua e della cultura. Col passare degli anni, la nostra coscienza e il nostro senso di appartenenza a una cultura millenaria si è affievolita a favore di un appiattimento culturale molto statocentrico. Dobbiamo invece tornare a sollevare la testa, a rivendicare le nostre istanze, a difenderci da un sistema statale che vorrebbe trattare la Sardegna in modo assettico e omogeneo, senza mai considerare quanto il suo territorio, la sua popolazione e la sua conformazione economica e geografica ne facciano un unicum tra le regioni italiane. Voi che siete qui oggi vi sarete certamente preparati con le vostre insegnanti e saprete che la data del 28 aprile è stata scelta come data simbolica. Non fu una vittoria e una cacciata definitiva, certo, ma lo spirito della ribellione e il moto d'orgoglio che nasce in quei giorni ha il merito di racchiudere il sentimento di lotta contro l'oppressione. Sicuramente tante volte avete riso ripetendo tra voi quel famoso Nara Cigiri. Ebbene, per noi quella frase distintiva, quella pronuncia così particolare, racchiude un senso di identità e di appartenenza. Sardi, aperti al mondo, diversi ma uniti nella propria identità culturale, linguistica e sociale. Forse non siamo né migliori né peggiori di altri popoli, ma siamo sardi e fieri di esserlo. Questa fierezza deve portarci a continuare, o forse a riprendere, a lottare per la nostra autonomia e la nostra autodeterminazione,
Abbiamo i mezzi per farlo e so che quest'Aula si impegnerà con grande forza per fare in modo che i barones della tirannia, che non appartengono solo al passato, non si approprino impunemente dell'immensa bellezza e ricchezza della nostra isola. Noi, sardi e sarde del 2024, dobbiamo imparare ad essere padroni del nostro destino. Io a voi chiedo questo: imparate, studiate, conoscete, fate tesoro della nostra storia e anche dei nostri errori. Non permettete che vi rubino il futuro, lottate con tutte le vostre forze come fecero i nostri avi. Sa Sardegna è cosa nostra, sa Sardegna de su tempo venidori cammina con i scambas de Bosartusu. Buona die de sa Sardegna a tuttusu. Intervento conclusivo della Presidente della Regione della Sardegna, onorevole Alessandra Todde. Prego. Presidente Comandini, consiglieri e consigliere, autorità militari, civili, religiose, gentili ospiti e soprattutto ragazzi e ragazze che siete i nostri protagonisti principali oggi. Noi sardi abbiamo diritto di festeggiare noi stessi e la nostra storia. Ed è con emozione che prendo la parola per celebrare con voi oggi la Die della Sardegna. Per troppo tempo ci siamo raccontati che di storia non ne avevamo, dando per buono che il nostro passato fosse solo un susseguirsi di dominazioni, un vuoto di vera storia, quella con la S maiuscola, quella prodotta da soggetti attivi che lottano, creano, sognano. Oggi siamo qui a ricordare noi stessi, a chiunque ami questa terra, che noi abbiamo avuto una storia nostra, imbevuta di mondo, intessuta di grandi aspirazioni, certo complicata da cadute, ma anche ricca di momenti alti. Siamo un popolo che ha affrontato contraddizioni, ma anche depositario di grandi potenzialità che ancora dobbiamo dispiegare totalmente. Conoscendo questa storia, condividendola, meditandola, traducendola giorno dopo giorno, noi costruiamo gli strumenti per alimentare il nostro desiderio di unità, di libertà, di prosperità. Per questo dobbiamo festeggiarci, senza incensarci. Zadie non è e non deve essere un giorno di parole roboanti, di compensazioni degli altri 364 giorni dell'anno. Zadie non è e non deve essere una sbornia di fierezza o di rivalsa che ci esime dal fare i conti con la nostra coscienza e con la nostra azione politica ogni giorno dell'anno. Zadie non è il fine, ma è un impegno. L'impegno a conoscerci, a fare i conti con noi stessi, per migliorarci, per agire in modo differente. L'autodeterminazione, lo abbiamo detto, cammina sulle spalle di un popolo istruito, un popolo consapevole di sé. La nostra coscienza nazionale di sardi è un compito e Zadie è l'occasione per assumere l'impegno a svolgere questo compito con slancio rinnovato, costante, convinto, chiamando alla partecipazione ogni donna e uomo di Sardegna. A maggior ragione, lo dico parlando a voi giovani che siete i costruttori del presente e del prossimo futuro. Il nostro patto generazionale si è rotto e possiamo ricostruirlo attraverso la conoscenza della nostra storia, che ci aiuti a creare una nuova comune coscienza collettiva. Zadie non è un giorno solitario, non lo fu allora e non lo deve essere oggi. Gli eventi che commemoriamo non iniziarono e non finirono quel 28 aprile 1794. Quella giornata di sollevazione, la parte più timorosa della classe dirigente immediatamente la bollò come emozione popolare, affondava le sue radici alla metà del Settecento, nella riscoperta da parte dei sardi della loro diversità nazionale, così come nella crescente consapevolezza popolare di una condizione di ingiustizia di cui il feudalesimo era il segno più appariscente. Questa corrente, alimentata carsicamente dalla nostra lunghissima storia di sovranità, testimoniata dal rifiorire della lingua sarda, si alimentava al contempo dalle correnti di pensiero illuministe, riformiste, rivoluzionarie che attraversavano in quel tempo l'Europa.
Per questo Zadie fu più di una ribellione estemporanea. Per questo il suo culmine non è la cacciata temporanea della classe dirigente sabauda e la sua esemplarità non risiede nello spirito di rivendicazione che innerva le 5 domande che la classe dirigente sarda rivolse con ingenua fiducia al sovrano sabaudo. Zadie ci parla di tempi costituenti, tempi in cui un Parlamento riprende vita, la virtù patriottica accende gli animi, le nostre comunità sperimentano patti federativi per liberarsi dal giogo feudale che c'è ancora oggi. Una parte importante della classe dirigente sarda pone la felicità e la dignità della nazione sarda come suo obiettivo. Un regno non mai colonia di alcun'altra nazione, ma separato ed indipendente dagli stati di terraferma. Così si esprime il Parlamento sardo una volta autoconvocato nel 1793. La nazione sarda contiene in se stessa delle grandi risorse per poter sviluppare una grande forza coattiva, onde fare rispettare la sua Costituzione politica. Così recita l'Achille della sarda liberazione, uno dei pamphlet simbolo del triennio rivoluzionario sardo. Non è questa l'occasione per discutere su come e perché questo spirito si sia infranto, tanto da arrivare a noi offuscato, se non completamente dimenticato. L'occasione odierna, invece, è piuttosto quella di guardarci allo specchio della storia e capire insieme se proprio grazie a questa storia possiamo fare di più e meglio per la nostra gente, la nostra terra. Se possiamo trovare in essa alimento per le sfide enormi, come quelle di chi deve affrontare le molteplici crisi che sembrano condannare la Sardegna a un destino di spopolamento e spoliazione. Nel 1798, nel suo essè sulla Sardegna, indirizzato da Parigi al Parlamento sardo, il grande giurista sassarese Domenico Alberto Azzurri scriveva: «Il mio unico scopo è ricordare alla nazione lo studio dell'economia politica e di stimolarla e di mettere ogni cura nel commercio, nell'industria, nelle manifatture, nella navigazione». La posizione dell'isola al centro del Mediterraneo, tra due grandi continenti, d'Africa e di Europa, la molteplicità delle sue produzioni, le sue considerevoli eccedenze possono essere annualmente esportate. La sicurezza dei suoi porti e la ricchezza dei suoi mari dovrebbero renderla consapevole che essa è destinata dalla natura ad avere un rango distinto tra le nazioni commercianti dell'universo. Nel 1799, nel suo memoriale scritto dall'esilio, il leader della sarda rivoluzione, Giovanni Maria Angioe, diceva: «Malgrado la cattiva amministrazione, l'insufficienza della popolazione e tutti gli intralci che ostacolano l'agricoltura, il commercio e l'industria, la Sardegna abbonda di tutto ciò che è necessario per il nutrimento e la sussistenza dei suoi abitanti». Se la Sardegna, in uno stato di languore, senza governo, senza industria, dopo diversi secoli di disastri, possiede così grandi risorse, bisogna concludere che ben amministrata sarebbe uno degli stati più ricchi d'Europa. Queste parole di fiducia forse suonano lontane, e ancor più lontano suona forse il loro presupposto, testimoniare pubblicamente l'attaccamento alla patria, contribuire alla felicità della nazione sarda, fare della Sardegna uno stato d'Europa. Il punto non è risolvere la distanza tra noi e quel passato in un giorno, tantomeno con un discorso. Il punto è non aver paura di ricordare queste parole e quello spirito, anche quelle parole e quello spirito per cui tanti sacrificarono la loro vita. Se avremo la forza di fare i conti domani nel nostro concreto operare, come governo, come Parlamento, come classe dirigente, come società sarda nella sua interezza, con questo lascito, allora apriremo davvero una via, difficile ma necessaria, ad una diversità consapevole, effettiva, produttiva. In altre parole, mentre celebriamo, abbiamo l'occasione di domandarci se sia meglio proseguire con una storia di rivendicazione, in cui sardi chiediamo ad altri di farsi carico dei nostri problemi e delle loro soluzioni, o se non sia il caso di entrare in una fase di reale autodeterminazione, in cui plasmare una nuova politica sarda, in cui costruire con tutta la passione e l'intelligenza possibile delle istituzioni al pieno servizio dei sardi e della Sardegna. Il primo modo per cambiare la propria storia è raccontarla in modo diverso, è raccontarci in modo diverso, anche a costo di mettere in discussione quegli stereotipi e quell'orgoglioso senso di identità che dietro un velo di confortanti abitudini nasconde la difficoltà a darsi valori più alti e obiettivi chiari, motivi di unità, motivi per avanzare.
Da troppo tempo siamo intrappolati in un racconto che è contro, un racconto in cui altri hanno il potere di decidere della nostra vita e a noi non rimane che ribellarci per rivendicare un trattamento meno opprimente. Ma questa non è la nostra storia, non è l'unica che il nostro passato ci ha lasciato in eredità, non è la migliore che possiamo raccontare a noi stessi e soprattutto a voi ragazzi, ai nostri figli e alle nostre figlie. C'è una storia di autodeterminazione tutta da scrivere, tutta da fare. E allora, quando cantiamo le strofe del nostro inno sul patriota sardo e sosfedatario scritto da Francesco Ignazio Manno nel 1795, durante i moti rivoluzionari e dal 2018 inno della Sardegna, andiamo oltre la rivendicazione e sforziamoci a costruire, progettare, inventare ciò che vogliamo che la nostra isola diventi. Zadiesa Sardigna è l'occasione per ricordarla a noi stessi. E tanto quiero augurare a todos in ugoreso, Zalimba mea, de mamma mea, de iaia mea, buona diesa desa Sardigna a todos. Grazie alla Presidente della Regione, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a tutte le istituzioni civili e religiose presenti, grazie ai ragazzi e ai professori. Adesso, per concludere questa giornata, invito la banda della Brigata Sassari a rientrare per suonare i brani del suo repertorio e anche al coro di Gesturi. Prego.
Grazie a tutti e buon Sadie del Sardegna.